Invisible Man. Sono troppo avanti, io lo dico sempre, guarda, qua abbiamo i giovanissimi, no? G1, G6, allora si parlava prima dei pad, iPod, allora dicevano, no ma siete in diretta web, sì ma io ho detto, voi sapete cos'è la diretta web, avete cosa? Sì, cioè, allora noi candidiamo gente di una certa età, per non dire ottantenni, e poi dopo questi qua sanno esattamente cos'è il web, lo dico questo perché il ciclismo va avanti. Non è fatto di cani e porci, voglio dire, è vero? Allora, cani e porci per cominciare, la 24 ore di Feltre, qui abbiamo penso il presidente, insomma, un presidente, Walter Battaglia, un applauso, perché finché si scherza va bene. Voi avete una bella società, abbiamo detto cani e porci è un po' per ridere, nel senso che i giovani sono più avanti, è vero? Certamente. Anche mi pare che l'organizzazione della 24 ore di Feltre oramai sia telematica al massimo, anche là tante iscrizioni. Necessariamente, perché visto che ci sono più di 100 squadre che partecipano, 1200 atleti, quindi un'organizzazione veramente notevole. Titanica. Molto. È vero. Hanno bloccato una città per creare questa gara. Una 24 ore che si va a turni in pratica. Praticamente, diciamo, parlo della mia squadra, i cani e porci, 12 persone che a turni di 3 persone si danno il turno sulle 24 ore, quindi sì, si corre 2 ore, poi un po' di riposo dopo 6. Esatto. Però dopo mi devi spiegare perché cani e porci. Va bene. Un applauso al vostro presidente. Invece questa dolce Eleonora Suelotti, io me la ricordo quando tu correvi, no? Non sei cambiata per nulla, sei ancora una giovincella, hai smesso di andare in bici, però hai messo i ragazzini, è vero? Sì. Della Bici Sport. Sì, insieme a Massimo alleniamo questi ragazzi, sono 19 in tutto e mi diverte un sacco. Sai cos'è la retorica che mi dà fastidio, ma anche adesso, delle televisioni, dei campionati di calcio, la retorica di quello, adesso va di moda, no? Parlare con Cassano, vedere, andare a spiluccare l'omosessualità dentro le squadre, questi sono proprio matti, non hanno capito niente, dobbiamo ancora discriminare, è un piacere avere una donna che si sta in qualche maniera dando da fare per poter far praticare sport ed è una novità assoluta, non ce ne sono molte, cominciamo adesso a vedervi. Sì, cominciamo adesso a vedere molte donne che si stanno affacciando a questo mondo, per fortuna. Per fortuna, io credo che sia un toccasana, sai. Sì, assolutamente. È vero? Sì. Ti trovi a collidere con certi maschietti vecchi che hanno ancora quella vecchia mentalità dell'arrivare primo a tutti i costi a quest'età? Sì, diciamo che ce ne sono, però fortunatamente in questo ambiente ci sono ancora persone sane che credono nei valori dello sport come condivisione e divertimento prima di tutto. Massimo, anche tu di esse, no? Massimo Bizzotto, ha creato tanta polemica, io ancora ogni tanto leggo qualcuno che non è contento di queste premiazioni, adesso poi dopo lo vedremo, voi avete fatto delle premiazioni incredibili, dove veramente accontentate tutti, e l'unico problema che non c'è per voi ragazzini. Ma le premiazioni non sono un problema, perché non ci dovrebbe essere il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto nei giovanissimi, non c'è agonismo, quindi vengono premiati tutti quanti, dal primo all'ultimo, e viene premiata la squadra. Voi l'avete presa di petto questa cosa qua? Beh, con la provincia di Vicenza, che ha dato inizio a questa attività, e quindi ci siamo adeguati. Ci possono essere delle criticità, nel senso, chi può essere d'accordo, chi no, però io lo trovo molto giusto, anche perché i ragazzi sanno quando arrivano primi, quando arrivano secondi, quando arrivano terzi. Nel dare le medaglie a tutti quanti lo trovo giusto, e comunque viene premiata la squadra,
con la squadra effettivamente viene premiata, cioè prima, seconda, è la squadra che vince. Noi quando abbiamo iniziato Scratch, ma tanti anni fa, 13-14 anni fa, già ci ponevamo l'idea, oppure se lo sport del ciclismo era uno sport di squadra o meno. Ricordo ancora Enrico Battaglin che era lì indeciso a dire se era di squadra o meno. Io credo che sia una grande sciocchezza pensare che il ciclismo non sia uno sport di squadra, perché voglio dire, lo vediamo tutti i giorni, specie nelle grandi gare su strada, che c'è la squadra che tira, c'è il gregario che si fa il mazzo, c'è quello che gli porta da bere, insomma è un grande palcoscenico, forse è più di squadra il ciclismo che il calcio per assurdo. Ma è sicuramente uno sport di squadra, perché a parte loro i nomi che hai citato, quando sono ad alti livelli, quindi quando si allenano tutti insieme, sono ad alto livello, hanno la stessa... Intanto vediamo le immagini di queste belle medaglie, insomma è stata una bella cosa, insomma, io credo. È bellissimo, anche perché loro comunque, anche perché loro è difficile perché hanno una fascia di età dai 6 anni agli 11, quindi dalla prima elementare alla prima media, quindi è anche un po' difficile allenarli, però allenandosi il più grande aiuta anche il più piccolo e quindi c'è una buona simbiosi. Sai cosa penso invece, Elena Meneghin, anche tu di questa società Cani e Porci, parleremo dopo, voglio sapere, però tu hai 2 figli di cui uno hai detto che non pratica più lo sport. Grande. È vero, ma può essere, questa faccio una domanda così proprio rilassata al massimo, ma può essere, è già accaduto credo, che dei ragazzini a volte smettono di gareggiare perché non arrivano mai primi. Questa era un'ottima soluzione per fargli premiare anche loro e essere utili alla squadra, perché tanti hanno subito un po' queste noie. Nel caso di mio figlio non è un periodo così, l'adolescenza è un attimo... Certo. Però è sicuramente vero che il fatto di premiare, di gratificare chi pratica sport a questa età è importantissimo. Tu insomma non sei più una ragazzina, sei una ragazzina No. per me perché sicuramente io ho qualche anno in più di te, però voglio dire, lo sport è importante, tu lo pratichi ancora adesso. Io lo pratico È vero? da sempre, sì. Il piccolo anche, non in maniera agonistica, però... Poi chiaramente tuo figlio riprenderà un domani a fare sport, però Sì. cos'è il valore aggiunto di far praticare sport? Da mamma io te lo chiedo, cioè, da mamma. Ma per me sarebbe fondamentale che lo facessero sotto tantissimi punti di vista, insomma, noi abbiamo tentato di trasmetterglielo, siamo una famiglia di sportivi, in questo momento proprio ci Tu va. campionessa di Bassano, Sì, Bassanese del mountain sì, bike. sì. Mai pensato di fare il ciclocross? No, non l'avevo Beh, io mai saluto fatto, Giacomo mai Salvador, fatto, no. perché faremo sto trofeo Trivelli del I ciclocross. tempi che correvo negli anni 90 mi era stato proposto, ma non l'ho fatto. Non l'hai mai fatto? No. Allora, stai attento Presidente, prima di mandare la pista, perché Cani e Porci? Adesso fate una visuale, ho capito io, poi c'è Alessandro Cavallini, un nostro collega, un mito per tutti noi, perché? Cani e Porci perché nasce prima del 2004, 2 nostri amici stavano facendo una salita qua nelle nostre montagne e hanno superato un personaggio, chiamiamolo così, vestito proprio non canonicamente come il ciclista, no? Calze lunghe, tutto un po' trasandato. Un ciclombra, dai. Appena passato si sono girati e hanno detto ma in bicicletta vanno proprio tutti Cani e Porci e da quello è rimasto, diciamo, Ho capito. abbiamo creato questo nome e poi il gruppo, insomma. Allora, vorrei qualche delusione. Allora, 24 ore di Feltre, l'iscrizione non è poca. No, in che senso? Ogni squadra, quanto costa? Costa, mi sembra, più di 500 euro, 5,50. Ho capito. Sì, quindi c'è un costo. Quindi ognuno di voi si tassa. E Beh, no, un'eco. per fortuna abbiamo qualche sponsor e quindi siamo riusciti, diciamo, con i nostri sponsor a coprire le spese. Voi vi siete classificati, mi pare, 64esimi. 64esimi, sì, però l'intento non era quello della classifica, il primo anno che andiamo, era proprio un discorso di esperienza da fare ed è stata veramente positiva, perché proprio l'aspetto, diciamo, più che agonistico, l'aspetto umano, ma l'agonismo c'è sempre, è stato veramente il fare squadra. Veramente. Ci sono anche dei professionisti che vengono. Assolutamente, c'erano professionisti, ha corso Matteo Tosato, ha corso Ballan, ha corso il direttore tecnico della nazionale Bettini, io di notte ho corso con Bettini, quindi per me è un onore grandissimo. Un sogno che si realizza. Esatto, e quindi c'erano gente ad alto livello, anche a livello femminile. Elena, ma è vero che i cicloamatori vanno come dei pazzi? È vero? Che ci sono dei professionisti che fanno fatica a stare Quasi. dietro, è vero? Ma Non è so se stato- preoccuparmi o fargli un applauso, se vanno con i loro mezzi fategli un applauso perché insomma speriamo che non eccedano insomma.
Perché i buoni modelli devono dargli gli anziani, no? Certo. Ma tu ti sei mai trovato con un amatore che va a 1000 e dice, ma che cazzo fai? Succede? Saranno più allenati di me. Sono Poi più io ho una allenati. certa età, quindi più di tanto. Più di tanto Che non bella vai. la Conte. E tu cosa pensi di queste 24 ore? Cioè, sono espressioni anche importanti, cioè non è il ciclismo che insomma interessa ai giovani, però può essere anche una bella kermesse. Tu non l'hai mai affrontata? No, io ho fatto le 12 ore di Vicenza 2 anni fa, 3. No, credo siano belle manifestazioni anche per invogliare la gente a partecipare e a scoprire il mondo del ciclismo, che alla fine è Io ricordo la 12 bellissimo. ore delle Bandie, in quel lago meraviglioso di Remo Mosole, no? Però è andata 3 anni mi pare, però non ha avuto il successo che secondo me meritava, perché già una 12 ore a squadre è qualcosa che, ma non tanto per il discorso della kermesse che è finalizzata a se stessa, può piacere a coloro che partecipano, però si crea un grande indotto, grandi famiglie si riuniscono, c'è un momento di aggregazione importante, cosa pensi? È stata bellissima soprattutto da quel punto di vista. Per me sono stati 2 giorni, sì, un giorno e mezzo splendidi, Invece gente si proprio attrezza anche. con gli amici, con la squadra che ti stava vicino. Per me è stato proprio un momento di serenità bellissimo. Io lo so tu Massimo Bizzotto, se i racconti della Grande Guerra, e specie i reduci che si ritrovano tante volte, perché hanno delle esperienze comuni, no? Molto forti, e se le trascinano per tutti gli anni, si ricordano ogni particolare pur nella drammaticità. Ma il ciclismo in questo non è tanto differente, non nella drammaticità, ma nell'espressione proprio della fatica, della condivisione anche di un ruolo in quel momento che può essere come la 12 ore, la 24 ore, ma anche di una grande gara a tappa. È un valore aggiunto, credo che sia importante da dover tenere in giusto conto. Cosa pensi? Ma secondo me sì, io proprio delle 24 ore qua di Fede mi ricordo 7 anni fa, eravamo una società di Bassano, ci ha sponsorizzato Mirella, cioè loro che siamo andati a farla anche noi, è stata un'esperienza bellissima, perché siamo arrivati là con i camper, è veramente una festa di tutta una città là, perché veramente viene bloccata completamente, perché si corre attorno alle mura. Quindi tu parti, ma è veramente pazzesco. Se ritornassi indietro e con il gruppo che siamo andati, l'unica cosa che avevamo pensato è che bisogna andare metà alla sera e poi l'altra metà deve arrivare il giorno dopo. Io mi raccomando sempre con i DS, specie quelli giovani, io i ricordi di quando ero bambino erano dello sport, come saranno questi ragazzini che poi dopo presenteremo, sono quelle amicizie che non dimentichi più. Non so se è capitato anche a te, le amicizie della scuola forse le dimentichi, anzi quasi sicuramente non te ne ricordi, ma quelle che avete partecipato nello sport si portano a sangue per sempre, è vero o non è vero? Bisognerebbe insistere su questo, io credo che i docenti abbiano una miopia quasi come quella dei politici. È molto importante fare sport, soprattutto per iniziare da giovani, perché ti aiuta molto ad affrontare anche la vita poi più avanti, ti rende più consapevole delle scelte che fai, di come ti muovi nella società, di come ti muovi con gli altri, è molto importante, bisognerebbe sì spingere i giovani a... Prima di mandare la pista facevo questo discorso, perché dove ci sono i ragazzini, e questo dobbiamo divulgarlo alle persone che ci guardano in televisione, non ci sono etnie, non ci sono religioni, si è tutti quanti uguali e non ci sono neanche diciamo così, sperimentazioni oppure diciamo così, delle banalità come fanno i giornalisti oggi, che pur di portare la notizia o fare audience dicono di quelle scemate che sinceramente ce le risparmieremmo volentieri. Io mi dissocio, tanto non sono giornalista, quindi adesso mandiamo la pista. Quindi Bassano del Grappa, un po' tormentata la seconda volta che tra Bassano, insomma, tra piogge, tra non piogge, insomma, si è fatto un calendario un po' smozzato, ma comunque abbiamo ripreso quello che abbiamo potuto e così lo doniamo ai nostri ragazzini che erano venuti là a Bassano del Grappa, nel tondino più bello del mondo, che ricordiamo a tutti dal 19 al 21 luglio farà tornare la 3 serie di Bassano Professionisti. Quindi andiamo avanti con le immagini. Un applauso. Cycling shoes. FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensivi.
usura e tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. Prink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Velodromo Rino Mercante, ciclismo su pista, qua è tutti in pista, Memorial Riccardo Brunello. Oggi una bella giornata, insomma, mi ha lasciato pioggia, ha piovuto la mattina, si è ripreso al pomeriggio, insomma il calendario qui a Bassano insomma, è stato tormentato nelle sue 2 prime apparizioni. Ma qua andiamo con i quartetti allievi, diamo delle indicazioni che saranno anche preziose poi per Cipriano Chemello. Questo è il velodromo più famoso d'Italia, se non del mondo, il velodromo dei mondiali, ma non soltanto, delle coppe del mondo, campionati italiani, le mitiche 6 giorni, parleremo più avanti delle ultime novità. Questo è il quartetto, abbiamo visto, della Marchioli insieme al Team Brilla, quartetto del Team Brilla con Bassani, Sartor, Merotto e Guidolin, mentre Manerdini, Mirisola, Baldani e Massarotto fanno parte del Bianchin Marchiol, Veloce Club Bianchin Marchiol, che subito si pongono in testa. Allora questo è un inseguimento, chiaramente nell'inseguimento è il tempo che la fa da padrona, non è detto che chi arriva primo ha vinto nelle varie batterie. In questo caso abbiamo 2 quartetti soltanto che si misurano contro il tempo e da qua chiaramente chi taglierà il traguardo per prima vincerà, perché meglio di loro non possono fare altro nessuno, visto che sono soltanto 2 i quartetti, ma sono 2 quartetti di grande prestigio. Qua c'è un po' il lotto, il meglio che c'è nella regione Veneto, per poter dare, come si diceva in precedenza, indicazioni al commissario tecnico Cipriano Chemello, per mostrare come al solito i talenti dei vivai della nostra regione. Ma soprattutto un plauso va fatto sì al selezionatore Cipriano Chemello, che bisogna fargli un monumento, ma il monumento doppio bisogna farlo alle società che si impegnano anche a favorire questa disciplina, e poi dopo ce ne rendiamo conto quando vanno i campionati italiani che il Veneto insomma è la prima regione in Italia a farla da padrone sul vero senso della parola. Velodromo di Bassano, 400 metri, 41% il dislivello delle pendenze, qua lo vediamo sulle paraboliche, un velodromo bellissimo, avrebbe bisogno di una manutenzione straordinaria, perché questo veramente non ha più visto un lifting dopo il 1985 e francamente è una pista che sta cadendo a pezzi. Noi cercheremo dal 19 al 21 di luglio di riproporre la 3 sere per professionisti, facendo partecipare tutte le società del comparto Veneto e Trivento, e per coloro che vogliono partecipare alla prima serata per mostrare le loro belle maglie e soprattutto le loro belle società. Questo per dare una mano, se si può dire così, anche a sensibilizzazione dell'opinione pubblica, perché questo sia veramente riconsegnato, questo tempio sia riconsegnato agli sportivi, perché questo è un velodromo benemerito, è sacro. Pensate quanta gente, quanti ragazzi possono venire a praticare sport in sicurezza su questo velodromo, e questo credo che per la miopia dei nostri politici insomma non entri proprio per niente in testa. Dico questo perché come ci sono le piscine, come ci sono i campi da calcio, non vedo perché non bisogna veramente, non si creino quelle sinergie, perché le risorse vadano anche per un velodromo. È un velodromo solo in tutto il Veneto, non è che credo che ci sia chissà che cosa da fare, basterebbe soltanto un po' di buona volontà e consegnare ai giovani, se no continuiamo a ripeterlo e siamo stanchi, ma non ci stancheremo mai, siamo stanchi di ripeterlo le cose, ma non ci stancheremo mai, scusate il bisticcio, di dire se poi non pratichiamo più sport, consegniamo dei ragazzi ai bar, alle discoteche e a tutti quei vizi, perché non è come una volta che si andava in discoteca e finiva là. Oggi vediamo quanti sono i pericoli, vediamo che c'è una società che è lì come un avvoltoio in preda, per preda di questi poveri ragazzi che cascano miserevolmente in quelle che sono le tentazioni o l'alcol eccetera eccetera. Bisogna dargli la possibilità di far praticare sport, guai a coloro che ancora per una volta chiuderanno gli occhi su un velodromo di questa specie, perché è un delitto. Quindi
evviva alla Marchiol, evviva al Team Brilla che ci stanno facendo vedere la panoramica del velodromo e stanno facendo vedere la loro performance. Questi sono ragazzi di 15 e 16 anni e hanno bisogno assolutamente di praticare sport. Abbiamo visto Bassani, Sartor, Merotto, Guidolin del Team Brilla leggermente in ritardo su Maniardini, Mirisola, Baldan e Massarotto. Dobbiamo vedere come andrà a finire, oramai vedere a questo punto qua il team Veloce Club Bianchin, Marchiol la sta facendo la padrona, è in testa in pratica dall'inizio della competizione. Questo abbiamo detto è significativo il riscontro per quanto riguarda Cipriano Chemello, il tempo si prende sul terzo, non facciamoci ingannare se un uomo della squadra si stacca perché il tempo come federazione, come UCI, lo prende sul terzo che arriva, quindi adesso deve ancora concludere il Team Brilla che è in ritardo, abbiamo visto che oramai quasi stavano raggiungendo il giro il Bianchin e concludono in questa maniera e quindi consegniamo al podio il Veloce Club Bianchin Marchiol che vincono, sempre stati in testa e quindi archiviata questa dell'inseguimento. Andiamo con un'altra gara, un panorama un po' chiaramente contenuto anche perché purtroppo il tempo era quel che era, poi l'ambulanza è dovuta andare via e quindi si è dovuta sospendere definitivamente questa gara, un peccato veramente perché mi viene in mente tutte le società che fanno sacrificio, si alzano presto la mattina e vabbè il tempo ci sta che fa quello che vuole, però anche puoi vedere che non c'è manco l'ambulanza e insomma bisognerebbe cercare di fare ammenda anche noi organizzatori, cioè coloro che organizzano, in questo caso è il Comitato Provinciale di Vicenza, in testa a Rino Piccoli a fare qualcosa perché sennò poi dopo la gente si stanca e non va bene. Qua vediamo invece il torneo di velocità e questa è molto bella come gara perché è stata tirata fin dalle batterie, abbiamo Marchetti, Faronato, Trentin, Marchetti l'abbiamo già detto in tante occasioni, il portacolori della Bici Sport, lo vediamo in testa, adesso sta tirando, è un vero talento, vedremo come andrà in questa fase, poi ci sarà, vediamo in seconda posizione proprio Farronato che è del Veloce Club Bassano che ha messo questa maglia diversa da quelle solite, una maglia più accattivante, un po' più grintosa, proprio e bene hanno fatto per identificare quelli che sono i rapporti stretti con la pista e poi abbiamo Trentin, Matteo Trentin, questo ragazzo della Postumia. Una gara che li vede impegnati quasi in un surplus, non si possono fare i surplus, certo che Marchetti deve stare attento oppure dovrebbe far passare qualcun altro davanti per poter poi dopo come suo uso andare dietro la ruota e poi dopo fulminare in volata quando sono gli ultimi 150 metri, ma questa gara qua mi pare che i due atleti del Veloce Club Bassano e del Postumia soprattutto sono molto attenti a non sopravanzarlo perché dopo un giro chiaramente qua bisogna conservare le posizioni, dopodiché si può andare avanti oppure cercare di stare dietro, chi parte dietro di solito è avvantaggiato. Qua vediamo un Marchetti pimpante, non sta facendo nulla per farsi sopravanzare, questo credo che sia un errore per uno che vuole vincere, vuole fare pista, però è altrettanto vero che sia Faronato che Trentin sono molto attenti, vanno con il loro passo, non vanno a cercare di andare a, diciamo così, a disturbare quella che è la performance dell'atleta portacolori della Bici Sport, che parte adesso abbastanza troppo presto, a 200 metri, un po' troppo presto a stare all'aria, pare ce la debba fare, ma vediamo che l'atleta della Postumia, vale a dire Provo Trentin, lo fulmina come di solito fa Marchetti, ma questa volta Marchetti paga, quindi è Trentin che vince su Marchetti della Bici Sport e Farronato si classifica sul podio più basso, quindi medaglia di bronzo per lui, una metafora la medaglia di bronzo, però una bella terza piazza per l'atleta del Veloce Club Bassano 1892. Adesso diamo un po' di pubblico e adesso diamo la linea allo studio. Grafiche Gabbiano, da più di 40 anni al servizio delle arti grafiche. Grafiche Gabbiano è leader nella progettazione e stampa di dépliant, cataloghi, riviste, cartelli, vetrine ed espositori. Le Grafiche Gabbiano, munita di una Heidelberg CD elettronica a 5 colori, la quale può soddisfare qualunque esigenza di stampa grazie alla nuova tecnologia del computer grafica. Le Grafiche Gabbiano è anche packaging d'autore grazie al reparto di confezione e rilegatura all'interno. Siamo a Bassano del Grappa, in via Giorgio Ferraro 17.
Visto che siete in tanti, di più, ancora un po' di più. Dai, Stretch piace ai ragazzini, noi siamo contenti. Allora, per chi avesse visto la pista di Bassano, abbiamo detto che la pista paga un po' dazio perché purtroppo la gente che ama questa disciplina ha poca memoria. Io ricordo che nella pista ci sono aneddoti che sono esattamente paragonabili a quelle della strada, con le gesta epiche di Coppi e Bartali, sta borraccia sì, borraccia no, che hanno fatto un po', diciamo così, la narrativa del ciclismo su strada. Ma pensate che anche la bicicletta su pista ha raccontato pagine straordinarie. Prima, guardando proprio Marchetti e Farronato e Trentin, in quel momento di surplus che non si può più fare, specie nelle categorie giovanili, mi è venuto in mente quando io conobbi Maspes, e mi piace raccontarla questa cosa qua, per dare tono alla pista, che è una disciplina meravigliosa, che quando si allenava al velodromo Vigorelli di Milano, solea insomma fare questo surplus, e intanto che lui si allenava in questa specificità atletica, il custode del velodromo gli leggeva tutta la Gazzetta dello Sport. Quindi alla memoria di Maspes un grande applauso. Io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere lui e anche Sante Gagliardoni, che saluto. Insomma, il ciclismo ne ha tanti di racconti epici, e guardando questa pista mi viene in mente di quanta bellezza sprecata abbiamo. Questa pista raccoglie molti anche dei vostri giovani che si vanno a allenare, quindi è una pista sacra, perché salva delle vite umane, perché sappiamo i problemi di strada. Cosa pensi? È vero? Presidente. La pista, oltre a essere un ottimo mezzo di allenamento, soprattutto per i ragazzi giovani, perché comunque imparano a stare in bici, è anche molto più sicura rispetto alla strada, perché ai giorni d'oggi è davvero difficile allenarsi in strada. Le macchine però c'è anche qua una grande miopia. Noi in Italia abbiamo tanti velodromi scoperti, sì, esatto, pochi coperti. Questo, che è bellissimo, sì, ha bisogno di una manutenzione perché sta cadendo a pezzi. Sì, è un peccato, anche perché sarebbe una tra le più belle piste d'Italia, il velodromo di Bassano. Forse bisognerebbe magari fare più comunicazione sulla pista. Sono rimasto da solo. Non c'è da ridere, c'è da piangere. No, però è vero. Voi che tu sei un presidente di una società pratica ciclismo, non ti è mai venuto in mente di pensare, insomma, di piscine ce ne sono tante. Di campi da calcio io credo che non li possiamo contare. Capisco che è uno sport importante il calcio, ma anche il ciclismo c'ha qualche milionata di appassionati in Italia. Non ti è mai venuto in mente come mai non riusciamo ad avere dei velodromi così importanti, così belli, e quelli che abbiamo? Io tra l'altro ci abito proprio vicino a 200 metri dalla pista di Bassano, mi ricordo i mondiali perché sono andati a vederli, ed è una pista bellissima, inutilizzata praticamente e in decadimento, come hai detto tu. Trovo uno spreco enorme. Parlavo prima con l'amica qui, che si potrebbe anche aprire, non lo so, a spot a certi orari, eccetera, per gli appassionati, a provare, a pagamento naturalmente, piuttosto che lasciare un bene di questo genere. C'è un tentativo di Lino Piccolo, sta facendo anche lui come può, insomma, apre anche agli amatori, esatto, apre alle squadre, però insomma i problemi sono sempre molti. Io voglio ricordare ai nostri signori politici, quelli che comandano, perché poi dopo le associazioni sono là, fanno quello che possono, di dedicare un po' di tempo e di andare un po' a vedere quelle che sono le realtà sportive, come in questo caso il ciclismo, dove raccoglie tantissimi iscritti, però purtroppo penalizzati. Allora, parliamoci chiaro, nelle strade pericolose poi dopo rompiamo le balle. È vero, perché ma i ciclisti, perché non c'è la cultura mitteleuropea. E le piste non possiamo farle, ma allora bisogna anche un po' incavolarsi. Tu che sei giovane. No, dimmi, non guardarmi così come dire che tu dici. Bisogna anche un po' incavolarsi, bisogna anche cercare di dire, ma ragazzi... soprattutto bisogna stare molto attenti, specialmente per le squadre esordienti di primo anno, esordienti di secondo anno, anche gli stessi allievi comunque, quando vanno in giro per le strade ti ritrovi in 7, 8, 9, 10, è sempre un problema. Sono probabilmente d'accordo con il Presidente quando diceva che bisogna aprirlo agli amatori, cioè
c'è niente da fare. Bisogna La fare pista è qualcosa. là, bisogna utilizzarla. Ma non c'è soltanto quella, ce ne sono 48 in Italia, di cui una volta erano pochissimi agibili. Poi pian piano qualcuno le ha messe a posto, però speriamo che anche con l'occasione della 3 Serie di Bassano si possa fare qualcosa per questa pista, perché credo sia un patrimonio di tutti. Cosa dici? E tu li porteresti ad allenare in pista, no? Beh, non in G1 perché poi mi fanno la di basso. categoria dopo, appena possono, sì. Ma anche i primi assolutamente. sprint si possono fare sui Sì. 200 metri, 150 metri, è vero? Sì, sì. Tu hai fatto pista? Io ho fatto pista i 2 anni da esordiente. Sì, Ti ha dato un bel sì, taglio? mi ha dato tanto, sì, sì. Ti aiuta molto, beh, a parte comunque ti alleni per le volate e tutto, però anche ti fa crescere certe abilità come per esempio focalizzarti sulla distanza temporale perché non hai freni, cioè devi solo Esatto. pedalare, quindi stai attento all'avversario, ti giri, ti volti, cioè è importantissima. Alleni proprio la capacità di prendere una decisione in una frazione di secondo. Esatto. Abbiamo visto di quelle evoluzioni eccezionali. Tra poco mandiamo in onda di nuovo Fotobolgan. Francesco, ti aspetto alla 3 Serie di Bassano e non soltanto. Abbiamo sempre detto che pochi click riescono a catturare momenti che le telecamere comunque non possono nemmeno sognarsi di poter affrontare come, diciamo così, competitività con la macchina fotografica. Momenti eccezionali li dà Fotobolgan con Sport City. Andiamo a vedere queste belle foto preparate da Gianni Da Santo, al quale vorrei attribuirgli uno spettacolare applauso. Avete visto che immagini dal velodromo di Bassano? Alla faccia, ho capito io, sono bellissime. Ha saputo raccontare veramente in pochissimo e se ben ripresa la pista riesce anche ad appassionare, e poi soprattutto le regole della pista non sono difficilissime, sono veramente poche, ma a volte si sa, si è persa un po' la capacità di comprendere l'americana come funziona, di come funziona la corsa a punti con i punteggi, a intermedi eccetera. Insomma, cercheremo di fare cultura nelle prossime puntate, dedicheremo parecchio tempo proprio alla pista e alle sue regole. Quindi Sport City con Fotobolgan. Ragazzi, il bello di Scratch non è la puntata, e sono le pause, che ogni tanto voi vi perdete. Allora, grazie al mix audio
che ha ammesso che ha confessato Gianni Dal Santo, sono i ragazzini che gli scappano da ballare. Allora era bellissimo vederli. E insomma, anche questa. Una trasmissione sportiva deve essere divertimento, io credo. Cosa dite voi? Lo sport è divertimento, non deve essere polemica sempre. Io ce l'ho la polemica, mi piace farla, perché dicono sempre che ce l'ho con i politici. Non è vero, io ce l'ho con quelli che non fanno niente, che a volte perdono la vista su cose che sono talmente eclatanti come i velodromi, e in qualche maniera bisogna anche pungolarli, perché sennò alla fine non si fa niente. Perché credo che anche la 24 ore di Feltre, se non c'è una grande volontà, bloccare una città non è facile, è vero? Quindi c'è un grande impegno e chiaramente anche un grande risultato. Certo. Ma il risultato viene, penso, con il tempo, no? Certo. Quanti eravate a Feltre? 1200 più o meno. 100 squadre iscritte. Questi qua sono i vostri uomini? E Una donne. parte. Ma quanti siete? Noi siamo circa una settantina di iscritti al nostro club, di cui una ventina iscritti anche tesserati in Federazione Italiana Ciclismo. Quindi una volta c'era l'Udace, se non sbaglio, adesso però si è tornati tutti in federazione. Come mai è cambiata così radicalmente? Perché una volta mi pare che tutti quanti cercavano, specie gli amatori, di andare con l'Udace, ma forse ha migliorato un po' la federazione? Non lo so, deve essere una scelta, non so esattamente, ma una scelta politica in questo senso. Noi comunque abbiamo preferito sin dall'inizio tesserarsi in federazione, perché pensavamo che fosse una cosa un po' più, diciamo, canonica, ecco, quindi abbiamo fatto questa scelta. Mi fa anche piacere sentirlo dire, insomma, piacere a me, anche a Renato Di Rocco, questo che ci segue, no, fa piacere vedere una cosa del genere, che non c'è più questo dualismo, Udace, le doppie maglie, insomma c'era un po' di confusione. Sì, c'era un po' di confusione. Sì. Benissimo, io vi faccio un applauso veramente caloroso a questi, un 70, qua c'è il 10%. Il 10%. Un applauso a voi ragazzi. Continuate così, perché io credo che il ciclismo, ma non solo, ma il ciclismo di più, combatta la depressione intanto. Noi siamo stanchi di vedere questi telegiornali dove ci sono coppie di persone che perdono la speranza, e quando sentiamo che lui ammazza lei poi si suicida, queste sono cose che non dobbiamo più sentire. Fate ciclismo, veramente spegnete la televisione, andate in una squadra, qua ci sono pieni di squadre di amatori in tutta Italia, sono centinaia di migliaia che hanno soltanto piacere di accogliervi e andare a fare delle sane passeggiate come quella che abbiamo affrontato ieri, che settimana prossima ve ne rendiconteremo. Quindi questa bella passeggiata sulla Bassano Borgo Valsugana, la pista ciclabile più fantastica del mondo. Pensate che se soltanto ci avessimo un poco di barlume di cervello potremmo unire senza spendere miliardi Monaco di Baviera a Venezia. Pensate, una pista ciclabile che sarebbe l'invidia del mondo, e lì è soltanto da mettere un po' a posto. Quindi mi raccomando, sono 5 milioni di cicloturisti che potrebbero far alzare il PIL, e so io cosa poi mi piacerebbe far alzare contro quelli che non ci credono. E va bene, un applausino, va! È vero! Pensa a te, che robe da matto! Allora, adesso andiamo con i vostri ragazzini. Tu come ti chiami? Samuele. Guarda, il microfono fai così, come ti chiami? Samuele. Samuele, e di cognome? Simeoni. Simeoni, ma prima mi hai detto chi è che ti ha pettinato così? Mia mamma. Per quello che non è venuta. Cosa sei, G1? Sì. Ti piace la bicicletta? Sì. E perché? Senti, ti faccio fare un applauso, sei contento se te lo fai? Ma più anche a tua mamma, va bene? Allora, un applauso alla mamma. Passa il microfono. E tu come ti chiami? Riccardo. Ma il cognome è importante. Gusella. Riccardo? Gusella. E tu sei ciclista? G6. G6. Sei forte, sei un velocista? No, sono ben arrivato. Vabbè, cosa c'entra? Il microfono vicino. Sì, non sono tanto forte, vabbè, Non sei tanto forte. l'importante è divertirsi in una gara. Questo è un guru, ragazzi. Cioè, l'avete costruito voi, l'avete... Il DS. Basta divertirsi. Sì. L'importante è divertirsi e se arrivi prima meglio, vabbè. Ma a scuola lo porti l'iPhone? Non si può? No. Come mai? È una regola. Ti piacciono le regole? Sì, dai. Sì. Bravo, ti faccio fare un applauso. Bravo. Passa il microfono. Riccardo Voi si diverte. Tu ti chiami? Riccardo Fagionato.
Riccardo anche tu, va bene. G6. Vi siete messi d'accordo, va bene? G6. E tu sei un velocista? No. Metti il microfono tutti. Io sono un passista. Un passista. Ti piace il ciclismo? Sì. Ma a scuola sanno che pratichi ciclismo? Sì, sì. Te ne vanti? Sì. Ma ci sono i bulli da voi, quelli che vogliono fare? No. No, non ci sono. No. Bravo. Da te sì? Perché? No, dai il microfono. Ci sono i bulletti? Sì. Sì? Ah, ci sono quelli che fanno un po' i furbetti? Sì. Ma non andate voi dai professori, dai maestri, e digli, ma Sì, maestro, qualche volta. il maestro cosa dice? Li sgrida e qualche volta se fanno del male gli danno anche note. Io gli darei una nota, vabbè, va, una nota, una volta, vabbè, Sì. una volta ragazzi, tu ti chiami? Nicola. Oh, per fortuna, un applauso. E il cognome? Campagnaro. Anche tu G6. No, G5. Non zecco manco uno, G5. No, G5. G5. E tu sei? Passista, velocista, scalatore? No, scalatore no. E chi lo sa? Chi lo sa? Boh. Beh, l'importante è pedalare. Tu invece? Io mi chiamo Andrea. E il cognome, tuo papà si incavola, ha ragione. Tellatin. Ah, Tellati, ecco. E io G4 e credo di essere più un velocista. Più un velocista, poi chiediamo conferma. Passate dietro, alzati i piedi e fate in fretta, se no ci giochiamo la trasmissione. Alzati i piedi, che così ti vedono. Eh sì, se no la mamma non ti vede. Io sono Riccardo e... Un altro, 3. E il cognome? Pegoraro. Pegoraro. E tu sei? Velocista. Boh. Ma non importa, vai via vicino. Dai, alza i piedi. Pietro Fagionato. Credo di essere un velocista. G4. G4. Io sono Riccardo Simioni. Vabbè, io vado via. Basta. Se c'è ancora Riccardo, smetto di fare la trasmissione. Oh, te lo posso dire? Dai, Riccardo. Te sono un G6? Sei velocista. Boh. Non importa, va bene. Ciao, io sono Alberto. E il cognome? Simioni. Eh? Simioni. Sì. Sono G5 Sei suo fratello? No. No. Cosa sei? Boh. Non importa, passa dietro. Alzati in piedi. Ciao, sono Elia Alessio. Sono G5 e velocista, credo. Ciao, sono Gianluca Simioni. Fratello suo? Sì. Ah, ci ho azzeccato, dai, un applauso, grazie. E poi? Sono G5. Bravo. Sono Veronica Simioni. Fatemi capire, qua ci sono tutti, o è una famiglia unica, oppure state... Tutti Simioni e tutti Riccardo. Va bene, ho capito. Tu sei una G? 3. G3, brava. Mi chiamo Giovanni. Il cognome? Scanagatta. Ah, finalmente. E sono un G4. G4. Ah, sei una stanga alto sempre. Senti, ti è più simpatico il maestro o il DS? Il DS. Ah, dai un applauso ai DS. Dai pure. Io vorrei capire come mai ai ragazzini fai tutte la stessa domanda, chi ti è più simpatico, il maestro o il DS, tutti il DS? Io credo che forse ci sia qualche problema. Sono più buono. Ma io credo che invece voi siate più duri, non credo che siate più buoni, è vero. Io vedo i DS che sono molto più severi degli insegnanti. Deve chiedere a loro, non so. No, nelle regole sono molto più intransigenti. Diciamo che è forse più facile, non so, adesso io non sono un insegnante, però vengono e quando sono in allenamento fanno una cosa che a loro piace e quindi magari è più facile tenerli impegnati. Perché ti piace fare la DS? Alla tua età, che dovresti essere una ragazza spensierata, perché viene a 24 anni, c'è gente che pensa ancora alle discoteche, a fare quelle cose là, insomma. Beh, a me piacciono tantissimo i ragazzi. Ragazzi, silenzio. Bambini, insomma, non sono mica bambini, però i ragazzi. E a me piace tanto trasferire a loro quello che ho imparato io e fare in modo che loro si divertano, così come mi sono divertita io quando avevo la loro età, e far capire che quanto bello sia il ciclismo e lo sport in genere. Presidente, i tuoi figli? Sì. Praticano? No, non pratica sport, facevo un po' di nuoto, ma un po' pigro. Pigro? Ma cosa vuol dire? Non capisco quando dico pigro. Ma forse
Beh, per esempio il ciclismo è, tra virgolette, fatica, anzi, senza virgolette. E quindi forse manca nei giovani l'abitudine... Tuo figlio quanti anni ha? 20 anni. 20 anni. Però vede che te ti fai un mazzo tanto andare a fare il ciclista, tanto per dire, no? Cosa ti dice? No, sono un pazzo. Che sei pazzo. E tu a lui cosa gli rispondi? Ma io dico che è uno sport che, al di là dello sport, unisce anche le persone, quindi c'è prima di tutto un rapporto di amicizia con le persone, quindi lo sport è secondario nel nostro caso, certo. Almeno per me, insomma. E quindi c'è prima di tutto un rapporto di amicizia che si coltiva attraverso lo sport. E poi lo sport io lo concepisco anche come sforzo fisico, fatica e la soddisfazione di arrivare in cima a una salita, insomma, ecco, quella... Sai, io capisco che per i giovani sia difficile, no, il fatto di poter comunicare con i genitori perché non praticano sport. E tu hai detto non è secondario alla vostra età, ci mancherebbe, anche per noi è secondario fare questo mestiere, potremmo fare anche altro, facciamo anche altro, però è complementare. Certo. Io non riesco a capire come mai i figli non capiscano, che c'hai degli occhi meravigliosi, te lo posso dire, Allora, non capiscono la complementarietà, soprattutto perché sono così alcuni, che purtroppo è la maggioranza, viene sempre in mente un articolo del Gazzettino, che via internet si sono trovati in 10.000 in piazza a Padova, la piazza più importante di Padova, in 10.000 senza far pubblicità, e si sono trovati e hanno bevuto l'ira di Dio, si sono trovati in coma etilico tantissimi ragazzi, tutti giovanissimi, senza pubblicità. Noi per riempire un velodromo dobbiamo farci un mazzo tanto e non riusciamo. Allora io non capisco. E allora vorrei capire dai genitori che hanno dei figli che non praticano sport quale sia lo squilibrio, perché il genitore sì e il figlio no, oppure il figlio se ne renderà conto dopo. Ma io non so se noi abbiamo sbagliato, ma essendo molto sportivi sia io che mio marito non gli abbiamo mai imposto niente, perché lo sportivo è questo. Probabilmente è stato anche quello, forse l'abbiamo stimolato non in maniera giusta, di sicuro. Faceva pallacanestro un po', ma sempre così. Io credo ci sia un problema scolastico, adesso non so se voi siete d'accordo o meno. Nella scuola lo sport è un po' come la condotta o l'applicazione tecnica. Non è importante. È vero? La scuola potrebbe dare un aiuto in quel senso. C'è la mancanza. Però penso che parlo un'ora o 2 ore alla settimana di educazione fisica, non credo che sia quello che ti dà lo stimolo per fare lo sport. Eleonora, la stessa cosa che voglio chiedere a te. Le scuole è materia di serie B. Io non voglio tornare al Duce, ci mancherebbe altro, ha fatto di quei casini che... Però l'educazione tecnica aveva un valore, no? Era il valore proprio dell'espressione fisica, perché mens sana in corpore sano. Oggi invece, guardate che non è una banalizzazione questa, perché abbiamo un pericolo. Io mi occupo con altre trasmissioni con i ragazzi di San Patrignano, che ci dicono attenzione, oggi le droghe sono cambiate. Oggi le droghe sono di una pericolosità esagerata, oggi c'è una droga che nessuno lo dice, è l'alcol ed è distribuita ai dodicenni. Allora io vorrei capire cosa poter fare, se no è inutile che parliamo di sport che ci autoacclamiamo senza cercare di esportare il pericolo e cercare di farlo capire, perlomeno parlarne, senza pudori. I bar danno alcolici ai ragazzini, non tutti per la carità, ma molti sì. Bisogna anche avere il coraggio di dirlo, cosa dici? Lo dirai tu a loro, state attenti. Beh, diciamo, loro sono ancora magari troppo giovani, però comunque quello che stai dicendo tu è una cosa, cioè proprio è una realtà che purtroppo si sta diffondendo e questo mi preoccupa molto. E penso che sì, nelle scuole sia giusto diffondere lo sport, ma credo che prima di tutto anche a casa, io adesso non sono genitore, quindi magari... Però anche i genitori stessi magari devono aiutare, contribuire, magari portare il figlio a provare, se magari non è detto che la prima cosa che fanno sia quella giusta e magari anche quella che sono portati, perché bisogna vedere anche quello, però magari metterci un pochino di più. Io trovo che i genitori non è che siano più pigri di una volta, cioè forse sì. Oggi c'è la televisione, oggi ci sono delle cose che insomma accomodano un po' di più quello che è il tempo libero dei figli. Una volta il figlio non c'aveva niente da fare, quindi forse eravamo, tra virgolette, costretti a fargli fare delle cose alternative, no? Oggi c'è questo pericolo
che la televisione, io dico sempre sono nemico della televisione pur facendo televisione, può essere anche questo un rischio che stanno correndo i nostri giovani, penso. Certo. Vero? Io volevo tornare sul discorso della scuola, secondo me, adesso è vero il discorso della Tanto famiglia. vediamo questi bei bambini in questa gincana non competitiva della seconda famosa domenica, che vedo che sta facendo successo, vero? Che sia così, perché l'anno scorso Scusa, era... poi ritorniamo. Perché io personalmente non trovavo giusto le 4 domeniche su strada. Siamo ritornati a 6 anni fa, che era logico, 3 e 1. Guarda, io dico una cosa, non è normale che uno juniores, scusate poi riprendiamo, debba fare 65-70 gare all'anno, perché uno juniores ha soltanto 17 anni. Esatto. Qua dovrebbe scattare un applauso, è vero, esagerato. Allora anche lo sport deve interrogarsi. No, volevo dire che secondo me invece la scuola è fondamentale per abituare i giovani allo sport, è fondamentale. Lo sport è sempre stato considerato qualcosa di serie B all'interno della scuola, invece secondo me è educazione proprio, lo sport ed educazione alla vita, come si dice banalmente, ma è proprio così, e quindi ha lo stesso valore di un'altra materia, insomma, no? Però viene considerato purtroppo molto marginalmente, quindi forse se nella scuola si desse un po' più spazio allo sport, magari fatto anche in maniera, diciamo, tra virgolette seria, forse i giovani si abituerebbero meglio e poi sceglierebbero lo sport che gli piace di più. E no, torniamo alla partenza, no? Dicevo, i ragazzini sanno parlare di tecnologie avanzate, una comunicazione chiaramente internauta, una comunicazione completamente diversa che cambierà ancora, loro sono al passo coi tempi, ma al passo coi tempi non ci siamo noi, come non parlo soltanto del ciclismo, ma anche a livello di altri sport, insomma vediamo sempre le stesse persone, cioè, io credo che sia difficile che un ottantenne o un novantenne possa dire cos'è il nostro futuro sono loro, sapranno loro cos'è. Allora voglio dire, prima ti ho fatto la domanda perché è difficile trovare già una donna, poi giovane, è un miracolo, insomma, è già un doppio miracolo. Le difficoltà credo che ci siano comunque a livello non della tua società, ma a livello federale, insomma, le donne oppure i giovani sono visti ancora, quando poi sono loro che dovrebbero condurre. Sì. Dillo tranquilla, tanto massimo ti fanno una multa. No, io dico, non so, a casa mi hanno sempre insegnato largo ai giovani, quindi magari io sono cresciuta con questa mentalità, no? Fai le cose da giovane, se no non le fai più. Anch'io ho visto uno che ha detto largo ai giovani, no? Aveva una certa età. Mentre sta facendo largo giovane ha messo il piede, questo giovane è cascato. Credo sia molto importante perché forse è anche più facile approcciarsi poi con i ragazzi perché vedono, magari non c'è proprio quel distacco che... E bisognerebbe che magari qualcuno dall'alto puntasse di più su di noi giovani, perché noi possiamo sì iniziare, avere delle iniziative, però dobbiamo essere supportati da qualcuno, perché altrimenti è difficile andare avanti da soli, questo senz'altro. Sì. La stessa cosa penso che la vivi anche te, perché sei giovanissimo anche tu, insomma, dai. Tu arrivi di esperienze già pregresse, eri un ciclista. Beh, ho sempre fatto l'amatore, però stare in mezzo a loro è molto bello e interessante. Sia io e Eleonora comunque abbiamo fatto i corsi da DS a Monti Padova, quindi ci eravamo un po' preparati. Il problema nostro è anche che richiede anche molto tempo, perché sì, seguire loro è una cosa anche oltretutto impegnativa, non è poi tutto così semplice, perché magari smetti di lavorare certo. E arrivi subito, sei subito... Io amo il ciclismo, è proprio... ma è proprio quella la sostanza, cioè sei sempre... Io conosco presidenti di società che sono in pensione, allora non è vero che i ricchi fanno il ciclismo, non è vero niente. I grandi capitani di azienda, se gli vai a chiedere €1, piangono che sono senza soldi, non è vero, perché quelli senza soldi sono quei pensionati che sono presidenti di società ciclistiche, io ne conosco più di uno, che mettono tasca al loro portafoglio per poter contribuire alla società. E io un giorno li porterò anche qua, uno su tutti, un certo Bruno De Marchi che conosco personalmente. Cioè queste sono le persone, sono i check-in, la bici sport che vi siete fatti. Allora questi sono i modelli da cercare di sponsorizzare, perché sennò poi cadiamo forse in un tranello che parliamo bene di quelli che danno più soldi, allora è sbagliato. È vero, anche nelle trasmissioni sportive succede. Parlo bene di te perché
ho un tornaconto, invece bisogna parlare di quelli che il tornaconto non te lo danno ma lo danno alla società. Anche questa è un'altra espressione sociale, credo, da dover caldeggiare. Cosa dici? Certo, quindi sicuramente la passione è il motore principale che muove, soprattutto parlo anche in questo caso del mio gruppo, che muove... Adesso domani i miei sposi non mi daranno più una lira, però metteremo nei rischi, cosa devo fare? Però è così. È così. Bene, siamo proprio in chiusura, io ho qua 3 orologi, ma non so che ora sia. Non so perché, perdo un po' la... 5 minuti, dalla regia mi dicono ancora 5 minuti, allora abbiamo ancora un piccolo cappello. Allora, tu che fai sport, non si chiede l'età di una donna, non la chiede. No, ma ci mancherebbe. Però devi farmi una cortesia, sai che a una certa età la donna, tu avrai 38-39 anni. Sì. Fammi fare va in depressione, tanto succede, tante volte, no? Allora questa trasmissione deve essere anche un'ancora per poter dire guarda che ci sono anche altre cose che si possono fare dopo i 40 anni. Per me il ciclismo è fondamentale in questo, nel senso che attraverso lo sport trovo un equilibrio che altrimenti non avrei sicuramente, e in più una compagnia di amici che mi fa star bene. Che diventa anche più digeribile il marito che ti rompe le balle, no? Sì, non rompe tanto. No, però è qua tuo marito? No, no. È un ciclista. È un ciclista, sì, ecco, allora sì, quindi sì, si condivide. Ma credo che sia questa la formula, no? Perché uno sport è anche, quindi sforzo fisico, è anche assolutamente uno sport di tipo mentale, cioè quindi aiuta moltissimo la concentrazione, il rilassamento poi serve nel mentale. Lavoro. Com'è? Che poi serve anche nel lavoro. Assolutamente sì. Tu che lavoro fai? Io geometra. Geometra, quindi fai dei disegni migliori. Perfetti. Ma guarda che c'è sembra una sciocchezza, ma su uno studio fatto, i bambini che fanno le gincane, che imparano nelle scuole elementari a fare le gincane, che imparano ad andare bene in bicicletta, come per miracolo cambiano calligrafia, diventano più ordinati e anche più ricettivi. Questo è uno studio fatto, il professor Toniolo tante volte lo ha portato e lo ha documentato. Quindi credo che da questo possa dare la risposta di quanto possa far bene praticare sport. Poi dopo, se vogliamo andarci a imbriacare il venerdì, sabato e domenica, allora è un altro discorso. Poi dopo mi piacerebbe anche far venire qualche assessore regionale qua che hanno esultato per la settimana breve, no? Cioè quindi al sabato tutti a casa per stare vicini alle famiglie, per stare più vicini forse a fare un lungo weekend di sballo, anche questo bisogna tenerne conto. È vero? Vabbè, ragazzi, così è. Io intanto ti ringrazio, Walter Battaglia, presidente di Team Cani e Porci. Ma vai, un applauso. E allora Serotto, mi devi salutare. Intanto tutta la Bici Sport e anche Francesco Cecchin. Ce la porti un saluto. Vi aspettiamo alle 3 sere, poi ne parleremo, tutti quanti là. Grazie anche a Massimo Bizzotto di Esse. Elena Meneghini. Senti, se voglio dico io, figlio ventenne, fai un po' di sport, dai un sorriso alla mamma, che la fai star tranquillo. Io saluto gli amici qua di Team Cani e Porci, saluto i miei amici qua della Bici Sport e soprattutto vi do l'appuntamento a lunedì sera. Lunedì sera chiaramente sappiamo che c'è l'Italia, speriamo che ce la faccia. O Bianco o Nero replicherà una bellissima intervista che ha avuto tanto successo con Diego Dalla Palma. E poi l'appuntamento è per settimana prossima con Scratch, con grandi novità e soprattutto una gran bella puntata. A tutti voi buonanotte e soprattutto buon rientro nelle vostre case. Arrivederci.